E dalla fiera dell'ortofrutta a quella del turismo, dalla Germania alla Lombardia. Ci troviamo alla BIT di Milano, sono in compagnia dell'assessore regionale al turismo del Veneto, Marino Finozzi. Buongiorno, caro assessore. Allora, abbiamo qui il Veneto in mostra, in vetrina, Veneto che è la prima regione, lo ricordiamo, per numero di presenze in Italia. Certo, quindi non possiamo mancare a questo importante appuntamento. Anche il 2011 ci ha confermato questo primato, abbiamo battuto quello che erano i dati del 2010, un più 8% di presenze e di arrivi. Significa che abbiamo superato i 15 milioni di turisti, 15 milioni e 700 mila persone, per il 65% stranieri, hanno scelto il Veneto per trascorrere le loro vacanze, e quindi credo di poter manifestare tutta la soddisfazione possibile, perché in un periodo di crisi, insomma, poter ancora crescere e crescere con l'industria del turismo per me è un dato importante. Infatti credo che l'indotto del turismo per la nostra regione rappresenti una boccata d'ossigeno in questo momento, come diceva lei prima, di difficoltà. Infatti è un settore, un'industria che lascia quello che riesce a portare a casa in termini di fatturato, stiamo parlando di 15 miliardi di euro sul territorio. Con il turismo vivono i piccoli produttori, vivono gli artigiani che hanno un prodotto di artigianato artistico, vivono i ristoratori, gli albergatori, quindi c'è tutta una serie di micro imprese che vivono grazie al turismo e lasciano quello che producono sul territorio. Non è come una grande industria che raccoglie il territorio e magari poi porta gli utili da qualche altra parte. È un'economia che dà veramente ricchezza a chiunque. E lo slogan scelto, lo leggo qui davanti ai miei occhi, è arte e cultura nel Veneto delle meraviglie. Certo. Assessore, abbiamo un po' tutto. Se valutiamo che oltre il 50% dei turisti hanno scelto come destinazione turistica le città d'arte, quindi il turismo culturale, è ovvio che noi puntiamo sul tema di arte e cultura nel Veneto delle meraviglie, perché si sta sempre più avviando verso un turismo che mira più alla qualità che a quello che può essere un turismo di massa. Inoltre il turista che sceglie la località, il tema del turismo culturale, è attento anche a quello che quel territorio gli offre, quindi anche l'enogastronomia ha un'importanza strategica. Basta pensare che l'enogastronomia risulta essere il secondo delle motivazioni per cui un turista sceglie una località dove trascorrere vacanze. Anche noi quando andiamo da qualche parte a trascorrere una vacanza, quando torniamo cosa ci raccontiamo? Bel posto e si è mangiato bene, quindi l'elemento cibo è fondamentale. Allora, assessore, come mai è importante essere presenti in una vetrina come questa a Milano? Lo ricordiamo, siamo alla BIT 32esima edizione. Perché ci si incontra, ci si confronta, vediamo cosa le altre parti del mondo offrono dal punto di vista turistico, possiamo incontrare i nostri buyer, i nostri operatori e darci, come dire, una indicazione, darci delle vie di indirizzo per quanto riguarda la stagione che si sta aprendo. Assessore, parliamo di turismo accessibile, perché il Veneto ha un occhio di riguardo per questo tema. Ha un occhio di riguardo e sta portando il Veneto ad essere regione pilota a livello europeo. Qualche mese fa abbiamo siglato un accordo di collaborazione con la Commissione europea che si occupa di sviluppo economico. A capo di questa commissione c'è il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani e vorremmo essere veramente punto di riferimento. Lo dimostra il fatto, ad esempio, che a fine marzo ci sarà un'importante occasione. Lo ricordiamo? Sì, il 22, 23, 24 e 25 marzo a Vicenza ci sarà la quarta edizione digitando.all. Era quella di Vicenza una fiera turistica tradizionale che aveva perso anche un po' di appeal, l'abbiamo recuperata e stiamo rilanciando con questo grande tema del turismo accessibile. È la fiera unica in Europa che tratta questo tema. Stiamo parlando di un bacino d'utenza, di un bacino di potenziali turisti interessati a questo tipo di offerta di 80 milioni di europei. Quindi se già siamo primi in Italia a poter essere interessanti anche da questo grande bacino di utenti, vuol dire andare sempre più verso quello che è l'obiettivo che ci eravamo prefissati qualche anno fa, 20-20-20, arrivare entro il 2020 con 20 milioni di turisti.
Io ringrazio l'assessore del turismo della Regione Veneto Marino Finozzi, restate con noi perché torneremo qui alla BIT sempre all'interno dello stand del Veneto, lì nella regia.